Gabriele Franchina, ancora lui, il difensore goleador del Milazzo, decide lo scontro al vertice contro il Modi che manda in orbita i Mamertini. Il classe 94 con una zampata all'ultimo respiro stende la formazione di Pasquale Ferrara, l'allenatore con cui qualche stagione fa conquistarono insieme al Ligia Virtus la promozione in Serie D, grazie proprio a un gol di Franchina messo a segno, manco a dirlo al Modica nell'ultima giornata di eccellenza, e fa volare il Milazzo che si issa solitario in testa alla classifica del girone B. In un Marco Salmeri esaurito in ogni ordine di posto, i rossoblù di Bognanni la potrebbero sbloccare al 19esimo con la spada che, servito da Franchina, calcia colpo sicuro, trovando però la decisiva deviazione in angolo di Rossi. Dal successivo corner ancora la spada in acrobazia non trova lo specchio della porta. Bersaglio che al 23esimo centra invece il Modica grazie ad una fantastica conclusione di Maimone che dal limite dell'aria insacca il pallone laddove Piccioni non può arrivare. Per Maimone si tratta della terza rete in campionato. Ospiti che avrebbero anche la chance per il raddoppio, ma Ido Iaga, ben servito da Maimone, calcia largo alla sinistra del portiere. Il Milazzo però non ci sta e dopo aver fatto le prove del pareggio con Franchina che al 32esimo manda di poco alto sulla traversa, i rossoblù rimettono tutto in equilibrio al minuto 36 quando la spada di testa gira alle spalle di Pontet, il cross di Salvo facendo esplodere il Marco Salmeri. 1-1 e gol che l'attaccante mamertino dedica con tanto di maglia al nonno recentemente scomparso. Nella ripresa però, dopo un piazzato di Maimone per gli ospiti che si perde largo non di molto, il Milazzo torna a spingere. Al 62esimo troverebbe il vantaggio con Salvo, ma il signor Bogo, su indicazioni del secondo assistente Cono, annulla per fuorigioco. I rossoblù non si perdono d'animo e al minuto 67 solo i decisivi interventi di Pontet prima e Di Maglia sulla linea poi negano a Franchina la gioia del gol. L'estremo del Modica è decisivo anche 4 minuti più tardi, mettendo in angolo il sinistro di Diallo. Il Modica prova a reagire reclamando anche un calcio di rigore all'80esimo per un presunto tocco di mano di Cassaro, ma il fischietto di Oristano dice di no. Nel finale poi il Milazzo si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria e dopo la zuccata di Ferre bloccata da Pontet, i rossoblù assestano il colpo letale al minuto 96 quando Franchina risolve in mischia col sinistro, facendo così Milazzo 2, Modica 1 e tifosi rossoblù in delirio per la rete numero 5 in campionato del difensore barcellonese che consegna ai suoi vittoria e primato solitario. L'1-0 finale consegna dunque al Milazzo la quarta vittoria casalinga, l'ottava complessiva in campionato. Rossoblù che rimangono imbattuti tra le mura amiche e salgono a quota 25 punti, volando solitari in testa alla classifica, più 3 proprio sul Modica che rimane invece a 22 e scivola in seconda posizione insieme al Vittoria.